Bene, benvenuti ad un'altra puntata di Insieme delle persone Miso Veneto. Oggi parleremo di un tema molto specifico, molto scottante, molto antico, mi passi questo termine, caro telespettatore, la separazione Mestre-Venezia, Venezia da Mestre o da Mestre da Venezia. Due città sicuramente con delle forti tipicità, quindi oggi parliamo di autonomia all'interno di un discorso di autonomia generale che riguarda il Veneto. Ecco, vi presento subito, cari telespettatori, i nostri ospiti. Il dottor Gianangelo Bellati, economista, presidente Movimento Venezia Autonoma. Buonasera. Buonasera, dottore. Ancora il dottor Giovanni Armellin, commercialista, presidente Muoversi per l'autonomia di Venezia e Mestre. Benvenuto, buonasera. Dottore. Ancora, in successione, Ottavio Serena, che è consigliere comunale di Venezia, gruppo misto. Buonasera. Di seguito Frank Duse, con l'acronimo Diesel Duse, opinionista, blogger, famosissimo di Venezia. Ciao Fioi. Ecco, naturalmente con Frank Duse abbiamo fatto un patto che non può parlare in dialetto, ha fatto sicuramente questa cosa qua. Tranquillo, scusa. Riccardo Brunello, consigliere della municipalità di Mestre e membro dei giovani della Lega, giusto? Buonasera, giusto. Bene, benvenuti. Grazie. Allora, ovviamente il tema è molto particolare perché, come abbiamo detto, referendum mi pare che sia il quarto o il quinto addirittura che ci si provi a far deliberare chi è favorevole al sì, chi è favorevole al no. Ecco, prima di tutto, prima di entrare un po' nel vivo, perché ovviamente io vorrei con questa trasmissione raccontare le peculiarità delle due città, per cui appunto il motivo di valutare un'autonoma gestione delle due entità, vorrei chiedere subito al dottor Bellati cosa vuol dire autonomia, perché molti, adesso c'è un po' la moda, diciamo, come dire, la chiamo la moda perché comunque il termine fosse corretto, tutti su Facebook si fanno forti, sì, facciamo l'autonomia. Però ecco, spieghiamo il senso dell'autonomia, perché molti pensano che sia solo una questione economica, vogliamo i SCEI cosiddetti, lo dico anche male, dell'avanzo delle tasse, però spieghiamolo anche dal punto di vista proprio sociologico e relazionale. Ben detto, infatti l'aspetto del denaro è l'ultimo come importanza, è più importante di più l'aspetto proprio del concetto di responsabilità, che è un concetto che quindi è staccato dal concetto per forza abbiamo soldi in più, abbiamo soldi in meno, fatti diciamo più che riguardano l'ambito dei cosiddetti SCEI. È una questione che riguarda tutto il nostro paese, la possiamo declinare anche sul livello veneziano. Il nostro paese, tutti i cittadini sanno, no, che quando c'è qualcosa che non va è sempre difficile capire chi è responsabile. Perché? Perché c'è una confusione di ruoli, di competenze, di incarichi di lavoro all'interno della pubblica amministrazione, è una serie quindi di sovraccavallamenti che creano confusione e impediscono di risolvere quindi anche i problemi, perché se tu non trovi il responsabile e o lo premi se fa bene o lo colpisci se fa male, alla fine le cose non si risolvono ed è una delle grandi ragioni per cui il nostro è un paese inefficiente, un paese costoso che crea debito pubblico e che soprattutto allontana anche investitori che vogliono non venire a fare i rapaci e portarci via le imprese, ma a restare nel paese, perché effettivamente è un problema di confusione, di complicazione amministrativa e di tutta un'altra serie di conseguenze. Questo lo si può trovare anche a livello locale ed ecco perché rimane sempre attuale, anche se, come si sa, siamo noi che vogliamo il referendum per l'autonomia di Venezia e di Mestre, cioè creare due comuni, che non è nulla di così, diciamo, complesso o pericoloso o stravolgente, è semplicemente dare un'amministrazione autonoma a delle realtà che sono diverse. Credo che spiegare una cosa in questa maniera sia il modo più semplice. Abbiamo due realtà molto diverse, che non sono dei comunelli di montagna che hanno 500.000 anime, ma Venezia con le isole fa 82.000, circa 200.000 Mestre, quindi due realtà importanti che hanno necessità di risolvere i loro problemi. Se qualcuno dei telespettatori o di noi mi dimostra che in tutti questi decenni
Noi abbiamo avuto la soluzione dei problemi per Venezia e Mestre, prima di tutto per esempio per Venezia il non spopolamento, anzi il ripopolamento della città. Allora io potrei anche dire, beh vabbè, andiamo avanti così. Ma siccome è difficile dimostrare che abbiamo avuto delle soluzioni a tanti problemi, ecco che dobbiamo avere il coraggio di dire, che non è che ci voglia tanto coraggio, di dire facciamo 2 amministrazioni autonome, questo è l'obiettivo. Bene, senta, io ho provato, dottor Merlin, a invitare Carlo Rubini, Lorenzo Colovini e Paolo Cuman, che sono, diciamo, notoriamente contrari alla separazione, a parte Carlo Rubini che evidentemente era impegnato, però Lorenzo Colovini e Paolo Cuman mi hanno detto non me la sento rivenire, tanto il problema non c'è, perché ormai è acqua passata. È acqua passata, non conta più. Ma forse... No, cioè, io li cito perché comunque li ho invitati e non sono voluti venire perché hanno detto il problema ormai è risolto, quindi per noi non c'è. Ha fatto benissimo. Devo dire una cosa, innanzitutto che forse non sono a conoscenza del fatto che il TAR ha sì cassato la possibilità da parte dei cittadini di esprimersi con il referendum, ma che c'è comunque un ricorso in Consiglio di Stato che dovrebbe decidere i primi di aprile. Il fatto che non siano intervenuti dalla misura dell'opinione che ho di chi sostiene il fronte del no, cioè assolutamente un fronte che è vuoto, che non ha un'idea delle città e di come deve essere organizzato il Comune di Venezia. Perché indipendentemente dalla celebrazione o meno del referendum, comunque si deve avere un'idea delle due città completamente diverse, come ha detto lei, ma soprattutto per i problemi che hanno. Se noi avessimo un comune che amministra le 2 città e queste 2 città sono entrambe ricche, non ci sono problemi per Venezia, lo spopolamento, d'altro canto i flussi turistici e tutta una serie di altri problemi che Venezia ha e sono tanti, e Mestre al contrario ha il problema che è una città considerata sempre una periferia, che non viene amministrata ed è abbandonata a se stessa, basta andare in certe zone, zona stazione, interi quartieri o comunque zone centrali abbandonate in cui ci sono dei cantieri ancora aperti o cantieri che dovrebbero partire ma che non partono, dei marciapiedi in centro che dovrebbero essere sistemati perché qualsiasi persona può farsi del male, e questo è pieno centro vicino a Piazza Ferreto. Ma questi sono una serie di problemi che coinvolgono tutta la terraferma, che attenzione ha 180.000 abitanti, che va da San Giuliano, quindi dalla laguna, e va nell'entroterra, con tutta una serie di quartieri, frazioni, chiamiamoli come vogliamo, che una volta erano comuni autonomi. Allora, tutto questo, dal 1926, quando i 2 comuni sono stati uniti, non sono mai stati risolti, anzi sono peggiorati, e non c'è mai stata una progettualità per Mestre. Nemmeno per Venezia, perché se i risultati sono che da 150.000 abitanti, se non ricordo male, siamo passati a 52.000 e continuano a diminuire 1.000 unità all'anno, è evidente che non c'è un'idea né della città di Venezia né di quello che si vuole fare per la città di Mestre. Ma questo è devastante. Ci vuole, e mi ricollego al concetto di autonomia, ci vuole qualcuno che amministri la realtà Venezia e la realtà Mestre, che sono, ripeto, 2 città completamente diverse. Ci vuole un sindaco dedicato a Mestre e un sindaco dedicato a Venezia. Ci vuole una giunta comunale con degli assessori dedicati a Mestre e dedicati a Venezia. Ripeto, non saremmo qui a discutere di autonomia se noi avessimo 2 città amministrate senza problemi, perché sarebbe inutile. Invece ci troviamo a scontrarci con il fronte del no che dice ma l'autonomia è contraria alla realtà attuale, che tutti cercano i comuni di unirsi. Poi andiamo a vedere che i comuni che si uniscono sono 1.000, 2.500 abitanti. Ma di cosa stiamo parlando? Parliamo di una realtà di 180.000 abitanti, Mestre, che è la terza città del Veneto, e all'interno della città metropolitana pesa per il 21% della popolazione e conta meno di Concordia, Sagittario, di Annone Veneto o Teglio Veneto. È assurdo, i cittadini non hanno voce. E il sindaco di Venezia, per contro, ha fatto in modo di non celebrare il referendum, che è comunque una forma democratica delle persone di esprimersi, che possono esprimersi per il sì o per il no. L'ha bloccato. Di cosa aveva paura? Di perdere il potere? Mi spiace, ma questo non è rispettare i cittadini, indipendentemente da come potevano votare per il sì o per il no. E i patti scritti. E i patti scritti. I patti scritti, ecco, prego la regia visto che comunque Gianangelo Bellati
ci ha fornito la copia del famoso patto, chiedo alla regia se magari lo mandiamo in onda, il famoso patto, eccolo qua, va bene, magari ecco, abbiamo cancellato per privacy le firme, Gianangelo Bellati, questo patto che prevedeva mi pare l'ultimo punto, gli ultimi punti, proprio l'obbligo di... Prevedeva varie cose, ma sostanzialmente prevedeva la prima molto importante, che dimostra che il tema non è chiuso per la causa della sentenza del TAR, prevedeva l'elezione democratica del sindaco metropolitano, che porterebbe di conseguenza con sé la suddivisione del comune di Venezia in più comuni, perché è ovvio, se tu vuoi eleggere democraticamente, se siamo in una città metropolitana, il sindaco potrebbe essere il sindaco di uno dei qualsiasi comuni che compongono la provincia. Se tu non dividi il comune più grosso, che è il comune capoluogo, sarà per forza sempre quel sindaco ad essere eletto sindaco metropolitano. Quindi per questa ragione il tema rimane molto di attualità quando arriverà un futuro sindaco che volesse invece l'elezione democratica del sindaco della città metropolitana, e anche perché noi siamo in attesa per il 4 di aprile circa, poi si darsi qualche ritardo, la sentenza del Consiglio di Stato, perché poi noi siamo andati avanti e abbiamo portato il tema e la sentenza del TAR l'abbiamo portato al ricorso, come si deve fare in Consiglio di Stato. Quell'accordo poi prevedeva appunto anche la divisione del bilancio della città in più parti, in modo tale da capire le entrate e le uscite delle rispettive, e prevedeva appunto la celebrazione del referendum, che era quindi nei poteri anche del sindaco fare in un modo piuttosto che in un altro, se si voleva o non si voleva interpretare in un modo o nell'altro la cosiddetta legge del Rio che ha istituito le città metropolitane. Un tema un po' complesso, ma comunque era nella facoltà di. E questo patto, diciamolo chiaramente, è stato tradito dall'attuale sindaco della città di Venezia. È stato tradito, punto. Bene, poi i giornali hanno parlato diffusamente. Ecco, Serena, lei che è consigliere comunale, quindi sicuramente grande esperienza politica, possiamo fare un excursus storico di come mai poi in passato puntualmente i referendum sono andati, diciamo, non hanno raggiunto il quorum, oppure non c'è stata mai questa separazione? Perché non erano maturi i tempi, secondo lei? Allora, sì, intanto hanno già parlato ampiamente della situazione attuale. E i 4 referendum che ce ne sono stati prima ovviamente sono tutti finiti nel nulla, anche per una scarsa influenza, per una mancanza proprio di credibilità in quello che veniva proposto, di esplicazione delle situazioni del momento. Per quanto riguarda questo, io inizierei col dire e confermare a Gianangelo che quando si sottoscrive addirittura un patto, vanno, per una questione di coerenza, di professionalità, di lealtà, eccetera, eccetera, vanno sicuramente osservati. Quindi io con il collega Scarpa, tra l'altro nel gruppo misto, abbiamo portato avanti anche questo discorso con notevoli riunioni, proprio perché c'è stata una raccolta di firme di ben 10.000 persone che hanno firmato praticamente la richiesta di questo referendum, e quindi era anche il caso di dare voce ampia, più ampia. Quindi parliamo di coerenza, parliamo poi di rispetto proprio dei cittadini, di portarlo a voto. Poi si è parlato ovviamente in fase successiva, dopo aver promesso di fare il referendum, si è passato che sarebbe stato un disastro economico per le 2 città, ma si può facilmente dimostrare eventualmente anche in future riunioni che questa distruzione che doveva avvenire con la separazione non è in effetti molto veritiera, perché intanto molti, specialmente mestrini e veneziani, sanno che ci sono già molti uffici sulla terraferma, quindi ci sono molte sedi, e quindi anche separare e allocare presso queste sedi già molto stabili e funzionali, tra l'altro, quindi sarebbe molto facile. Poi ci sarebbero dei risparmi sui costi della politica, perché qua poi entriamo in un discorso un po' complicato anche con le municipalità, perché è vero che ci sarebbero 2 giunte, 2 sindaci, 2 comandanti dei vigili, eccetera, eccetera, però ci sarebbe un abbattimento di milioni e milioni di euro, quindi è tutto da dimostrare questo disastro. Non si può mettere subito davanti il fatto che c'è la distribuzione praticamente del porto, degli interessi del porto, dell'aeroporto, di Marghera e così via. Assolutamente no, anche perché si sa benissimo, se noi andiamo a vedere
i bilanci, alcuni bilanci, è vero che la CTV ha dei debiti sulla terraferma notevoli e che vengono coperti anche con i costi dei biglietti a 7,50 euro, ma ci sono anche dei grossi buchi sulla tratta, per esempio Lido-Venezia, quindi le perdite vengono comunque compensate da una parte e dell'altra. Ci sono 25 milioni di debiti che vengono ricoperti con altre fonti. Il discorso è molto lungo, ma mi fermo qui solo per dire che probabilmente bisogna aspettare il Consiglio di Stato, giustamente, e vediamo cosa, anche perché risulterebbe che la sentenza del TAR sia un po' diciamo molto sintetica. Ecco, voglio usare questo termine, è stata letta, commentata, sembra molto sintetica. Va bene, approfondiremo. Allora, sono le 21:16, siamo sempre in diretta qui dagli studi di Rubano. Come vedete qui chiediamo alla regia di prendere tutto gli ospiti, abbiamo la bandiera di San Marco, quindi abbiamo deciso di comprare questa bandiera e di metterla proprio per ostentarla, perché si parla di autonomia che, come ci ha spiegato anche il dottor Bellati, non vuol dire mettere il filo spinato, perché le altre regioni del sud sono o chiedere il passaporto, come si diceva prima, che ero preoccupato anch'io, ho detto magari io che non sono veneto, magari mi tocca timbrare il cartellino, ma invece è un'opportunità di crescita e di confronto. Rimane comunque il fatto che quando si parla di autonomia non si vuole assolutamente isolarsi. Quindi un brevissimo stacchetto pubblicitario, rimanete incollati al televisore perché poi l'opinionista Frank Duse ci parlerà un po' dei problemi di Venezia. Ora Borsoi è anche concessionaria ufficiale SEAT per le province di Venezia e Treviso. Nuova SEAT Arona FR TDI da 159 euro al mese con 4.000 euro di vantaggi. A Mestre in via Camarcello 75, a Treviso in via Castellana 39 e su borsoi.net. Buonasera e benvenuti ad un'altra puntata di Insieme, Idee e Persone. Bene, eccoci di nuovo in diretta, appunto come avete visto dagli spot pubblicitari, lo sapete che Insieme delle Persone ha due versioni, la versione del giovedì sera, come quella appunto in diretta oggi su canale 15 Serenissima, dalle 21, e invece venerdì su canale 84 in diretta nazionale, quindi abbiamo due versioni di Insieme delle Persone. Questa versione invece è dedicata quasi esclusivamente all'autonomia nel senso politico, ma anche all'identità culturale veneta. Bene, adesso potrei chiedere alla regia di preparare il video che ci ha voluto gentilmente consegnare Frank Duse, che è un opinionista, un famoso blogger di Venezia, che ci racconta poi in questo video essenzialmente ed effettivamente quali sono i reali problemi di Venezia. Allora prego Marco, il regista, di mandare avanti il contributo filmato.
Amici di Venezia e veneziani, eccomi qua. Ora, sento spesso parlare tante volte di ma che se questi problemi, che se questi, che se st'altro, che se che altro, da parte di solite persone note, senza far nomi, tanto che avevo capito perfettamente di chi che parlo, che si va a inventare che va tutto bene, che non che se un cacchio del problema, la città è in ripresa, intendendo sia Venezia che Mestre, e viva, 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 continuiamo così, va tutto bene, no? Come il film, stanno tutti bene. No, non sta tutto bene. E so qua per ricordarvi esattamente quei che se i grandi problemi che ha Venezia e Mestre, senza scondersi di un deo, senza cedere all'ipocrisia o a stupida convinzione che gli possa fregarne dicendo delle stupidaggini. E qua esistono i problemi. C'è spopoiamento e mancanza di politiche per far restare i residenti dove chi sei, non solo a Venezia dove la roba è macroscopica, ma questo si comincia a vedere anche a Mestre comincia a spopoiarsi. Perché? Perché Venezia, altro problema, e Mestre, e subisce tutte e due una mercificazione schifosa ad uso turistico. Quindi Venezia viene fuori 8500 bed and breakfast e alberghi, tanto ti dici vabbè, ma tanto i veneziani dopo indaranno a Mestre. No, perché anche da Mestre va via, perché anche a Mestre deve essere a bed and breakfast e alberghi. Non a caso che ne si è fatti crescere su come i funghi e non si capisce come mai, chissà perché, che se un piano da Drio sapemo, parliamo che ne sapemo, ma non si finisce qua. Dopo per cui che resta a Venezia, per esempio, che c'è il problema dell'inquinamento dell'atmosfera. Oh, vabbè, ma se i grandi navi... No, non è solo che i grandi navi, come che sarebbe molto più facile pensare che fosse quello e basta, che sia anche tutto il resto di imbarcazioni a motore. E qua mi porto avanti anche con un altro problema, che se grande, se quello del motondoso, che combina con l'acqua alta, come l'ultima acqua alta che è stata, che c'era più di 1,56, ma c'era 1,60 abbondante, senza tanto per dire le cose vanno bene, sminuiamo tutto, ecco, anche a ti crei disastri, che stai milioni di danni. Altro problema è il soffego dei turisti, che oltre a essere quelli che si fa il bagnetto in piazza San Marco senza neanche minimamente pensare a cosa c'è da dove che viene su che l'acqua, e se comunque il soffego assurdo, roba che qualcuno diceva non vi piace i turisti in campagna, non diciamo chi, ma il punto fioso è sempre quello, non bisogna scondersi di un deo, che c'è tanti dei problemi da affrontare e non si può assolutamente sentire che persone sminuisce e dice che va tutto bene solo ed esclusivamente per cercare di convincere qualcheduni che ancora forse io ripensa che si sia tanto sprovvedui da credere che è euro boiae solamente per far continuare a fare un altro giro di giostra, e questo, amici miei, non è accettabile. Allora, Frank, alla fine, quindi Venezia sicuramente è una città di business, tutti ne approfittano anche i veneziani, perché si sa che i bed and breakfast famosi che lei ha citato, e i negozi di vetreria, di bigiotteria, che vabbè qualcuno ha mai in mano ai cinesi, però sicuramente è, diciamo, infatti l'hanno definita addirittura qualcuno Gardaland della situazione, però Venezia alla fine ne esce sconfitta dal punto di vista proprio morale. A voi a seguire così, grazie Vincenzo. Ma il punto qua, è molto semplice, che c'è una totale assenza, una totale mancanza di voglia, dei progetti, di rendere tutte e due città a misura del cittadino, come che dovrebbe essere e come che se sempre sta. Perché? Perché bisogna mangiare che sora, perché bisogna continuare l'opera di distruzione che è sempre stata fatta. Mi riferivo prima al discorso del spopoiamento, proprio ti vedi che se più di 40 anni, che non importa che giunta comunale vada su, ma chi che se sue grandi careghe che se ha, se ne va a fregare completamente di questo aspetto, volutamente. Devo vedere dei case dell'Ater, per esempio, che dagli anni 90 può disporre delle proprie case, dei propri posti in maniera più libera, va bene, quello che ti vuole, però se andiamo per esempio a zona di Santa Marta, che se non è altro che case seraie, perché se andiamo per esempio a tante case del comune, che se a catasto è messe, se seraie anche a quelle, tanta gente le occupa, occupare va bene? No, ma io capisco, perché se uno vuole restare a Venezia, non può, perché non che se graduatorie fatte bene, non che se... aspetta, adesso che se giustamente e insospettabilmente adesso, che se 25 case del comune
che venirà messe a disposizione per i residenti. Sì, beh, ma mi ricordo che se ne aveva parlato di 30.000 persone, queste case qua a mai appena che ne dà 80, va bene, ma io che una piada sui denti mi dico no, perché se sempre e comunque per cercare di farsi campagna elettorale per far vedere dai ho fatto qualcosa. E come che dicevo in altro video, dicevo questa è la classica cioppa de pan che te dà per non farti vedere che io devo farsi un pranzo di sie portate. Perché secondo i suoi progetti, almeno questo sembra, me se corregga se sbaglio, me se smentissa se dico boiae, che c'è da fare. Venezia deve essere a parte del lusso, da medio a alto livello. E Mestre che deve essere ancora una volta trattata come strasonda pie, che deve essere ancora un dormitorio low cost, che però vive solo ed esclusivamente adesso dell'indotto, dei bricioli e di quello che dà Venezia. Questa è una roba inaccettabile. Oh cacchio. Bene, senta Duce, so che lei fa continuazione video proprio anche con... Sì. Si vede fatte anche col cuore come il suo intervento di prima. Ecco, allora cambiamo un po' i ruoli. Se lei oggi fosse il sindaco, mettiamo che oggi per 24 ore lei ha la possibilità di fare il sindaco di Venezia, che cosa le piacerebbe fare? Concretamente però, cioè senza... Se mica avesse sto gran onore, perché se so che è un onore, innanzitutto prima un attimino, scusami, ne taria e carega perché sentaria odore di busiari e ora non mi piace, no? Mi traduco il termine perché non... Bugiardo! Ah, in quel bugiardo. senso, no, scusi. No, scusate voi che non intendete il venetico linguaggio. Comunque, a parte scherzi, prima roba che faccio, subito, quello che una giunta dovrebbe fare immediatamente, fermare questa emorragia schifosa di persone, attuare politiche sulla casa, andare a vedere le case come chiese. Voglio subito, sono il sindaco, buongiorno, voglio un report immediatamente di tutte le case che chiese. Ciamo latter, perché non ti metti a disposizione? Te dago anche un incentivo a chi che ha le case di proprietà, perché chi che ha le case di proprietà è giusto che con la sua proprietà entro i termini delle leggi che faccia quello che ti vuole, ma se può fare delle politiche di sgravo per incentivare a dargli un affitto a un residente anziché al turista, ti pongo un limite, che so, 3 mesi all'anno ti puoi affittare i turisti e dopo per esempio ti asiatica da fare un'altra roba. Innanzitutto poi bed and breakfast, voglio fare i controlli, perché che ne sei tanti di abusivi, che ne sei circa 1000 di abusivi, subito andare a fare i controlli, Gaby, se è la polizia locale, o chi per essi, deve fare i controlli, deve vedere queste persone qua, ti ciappi, ti sistemi e ti metti a disposizione chi è calti che dici adesso ti devo mettere a disposizione per i residenti, perché tutti si muove all'interno della legge, ma se la legge non è fatta perché vada a vantaggio del cittadino come residente, ma solamente per le tasche di chi che la sfrutta, sto problema sarà sempre e comunque presente. Altra roba, scusa, subito un'altra roba molto importante, perché si basa sempre su 2 robe a città. Una città vive con residenzialità e lavoro. I mestieri che c'erano una volta, tutti che abbiamo visto sparire, il Kaeger, e non che sia più Biavarol, che sia così, perché? Tutti i problemi legati al spopolamento. E se tutto un indotto che si sta fatto, perché adesso ti trovi a pasta takeaway. Ma il veneziano si è fatto a pasta takeaway, mi passo a casa col tecino. Cosa abbiamo fatto a pasta takeaway? Ma non è solo che quello, tutto sta, e subito un'altra roba importante. Parliamo del turismo. Il turismo che da essere è un'ottima risorsa, che se persone che campa col turismo, è giusto che sia, ma deve essere regolato, ok? Deve essere regolato. No, le tasse d'ingresso che non serve a niente, solo a farsi musina. Cosa è un problema con 20 euro? Aspetto 2 settimane, mi faccio su musina e vengo stesso. Ma chi è l'intelligentone che ha pensato a sta roba? Scusami un attimo. Io non so chi è. Ti ciappi e ti regoli, il turismo va regolato alla fonte. Non così tutto qua ti formi solo colli di bottiglia, perché soluzioni qua di solito cosa sei? I tornelli? Ste boiaie qua? Cioè sembra quasi che sia venuto uno da spazio e che ha detto bene, adottiamo le soluzioni che su Alfa Centauri vanno bene. Fioi, se Venezia e semestre, non se altri posti di questa terra, ok? Bisogna fare delle soluzioni che sia adatte. E ora ti chiami chi che sei delle categorie dei lavoratori, ti domandi ai proprietari di case come che sei persone, ti domandi ai persone che vive, perché il problema della residenzialità non lo gade certo quello che ha 150.000 euro all'anno, che se ha 2, 3, 4 case, lo gade persone che sono monoreddito e i lavoratori dipendenti. E ti lo dice uno che se nato e cresciuto su una casa del comune, ok, a Saccafiso,
Ciao Fioi. E il punto è sempre quello. Bisogna che la gente sia costretta a fare il bene della città, bisogna che la politica si occupa dei cittadini e dei suoi problemi. Basta magnarghe. Sicuramente il concetto che ha espresso Frank Dus è giusto, cioè la politica in generale, ne abbiamo parlato anche fuori onda, spesso si dimentica un po' della realtà delle cose. Sicuramente una politica più vicina ai problemi del cittadino sicuramente è auspicabile. Riccardo Brunello, lei che è consigliere della municipalità di Mestre, si è parlato di questi alberghi che nascono, infatti se uno oggi per esempio sono passato in via Torino, ho visto questi vicino alla stazione, questi alberghi, no, che stanno crescendo a vista d'occhio. Allora, in effetti Mestre diciamo che è una delle città dove raccoglie più turisti, perché ovviamente essendo la parte low cost rispetto a Venezia, i turisti si riversano su Mestre e questi alberghi li abbiamo visti crescere nel giro di un anno. Sono arrivati dei palazzoni che hanno occupato principalmente nella zona della stazione un'area che era in fortissimo degrado, ma sicuramente il livello qualitativo è molto basso, anche considerato il fatto che i prezzi di vendita delle camere sono bassissimi e quindi il turismo che arriva in città temo che sia di una qualità bassissima. Fortunatamente si stanno mettendo in atto alcuni interventi per riqualificare il centro, perché ultimamente è inutile dirlo, sicuramente ci sono un sacco di problemi che si stanno portando avanti dalle precedenti amministrazioni, anche l'attuale qualche cosa se la sta dimenticando per strada, però sicuramente qualcosa si sta facendo, sicuramente bisogna fare molto di più rispetto a quello a cui possiamo vedere tutti quanti camminando semplicemente nelle zone limitrofe del centro città. Secondo me abbiamo due problemi. Da una parte il riversamento di turisti in parte di bassa qualità, da una parte abbiamo anche un problema a Mestre di forte sovraffollamento all'interno di diverse unità abitative di più persone. Ci sono appartamenti dove risiedono all'interno comunità, chiamale così, di 15-20 persone e la polizia non riesce a far nulla, nel senso non ha gli strumenti per intervenire e quindi i problemi ci sono. Ecco, so però che diciamo effettivamente l'amministrazione comunale attuale ha fatto abbastanza per risollevare almeno il degrado di Mestre nell'ultimo periodo. Non so se poi queste cose sono state un po' gonfiate dai giornali oppure diciamo non che c'è. quello è stato un intervento da parte del Ministero degli Interni che ha fatto degli interventi, della Questura che ha fatto degli interventi mirati in alcune città e tra questi una delle città più importanti che aveva i problemi di degrado era proprio Mestre, quindi l'intervento è stato fatto quest'estate se non ricordo male, ma poi non è stato fatto più nulla. Cioè il problema anche qui, molto spesso la polizia locale è dirottata su Venezia, ma per un motivo molto semplice, non su Mestre, visto che siamo lo stesso comune, la gente lo deve sapere, perché è più bello far vedere che c'è controllo su una città turistica che vede tutto il mondo e che Mestre non la considera nessuno. Quindi fare il sindaco di Venezia è bello perché c'è una visibilità. Che poi Mestre abbia i problemi, che Mestre, Favaro, Carpenedo, Zelarino e mille altri problemi, non gliene frega niente a nessuno. Ma perché? Perché non dà visibilità. Però il degrado c'è. Poi volevo fare anche un appunto al collega Brunello, perché anche lui è dottore commercialista. Il problema, ci hanno impiantato gli ostelli in via Torino, come diceva lei. Ma non ci dimentichiamo che questa è una legge economica, che il primo esame di economia politica ti fanno a Ca' Foscari, che ho fatto Ca' Foscari, ti dicono benissimo la legge della domanda e offerta. Se io aumento l'offerta, abbasso i prezzi, quello che è successo con gli ostelli. Quindi mi porto un turismo di basso livello che non porta valore aggiunto a nessuno, perché va col panino a Venezia, torna indietro, forse mangia un altro panino a Mestre. Il turismo deve essere ricchezza, ma deve portare valore aggiunto, come qualsiasi altro tipo di attività. Se noi creiamo dei prodotti o dei servizi di basso valore aggiunto, facciamo concorrenza ai cinesi, ma non portiamo ricchezza al paese. Questo è il problema. Portiamo ricchezza alle multinazionali che sono venute ad impiantare gli alberghi, ma non ai cittadini di Mestre e di Venezia, perché questo è un altro problema molto grosso.
Quindi il degrado, e l'altro problema che si collega è che quando finiranno tutti quegli alberghi, attenzione, e c'è il progetto di allargarli sia in stazione che anche in via Ulò verso Marghera, ci saranno problemi di viabilità e di trasporto dei turisti. E manca una visione, quindi manca una progettualità, non si vede il problema che va oltre. Questo. Ecco, una cosa, che sicuramente Frank tu sei espresso col cuore, diciamo così, immaginando di avere la bacchetta magica per un giorno, ho pensato a problemi reali, cioè i problemi delle case, i problemi del lavoro, i problemi del popolo. Però ecco, una domanda che mi devo fare da conduttore, che vi devo fare, che appunto vi prego uno di voi di rispondere sinceramente, perché il sindaco attuale non vorrebbe poi alla fine la separazione? Cioè ci deve essere un motivo che magari il cittadino deve sapere? Vuole rispondere lei, dottore? Tocca a me del giro, sì. No? Dai, Gian. Allora, innanzitutto mi collego a quello che è stato detto da Giovanni Armellini, che riguarda il fatto di queste grandi catene che vengono ad investire nella città. Io vorrei domandare ai telespettatori che ci stanno guardando chi di loro veramente ci guadagna da tutto questo aumento di posti letto. Io non sto parlando di qualche bed and breakfast, ma sto parlando dei grandi alberghi, delle grandi catene alberghiere, per esempio gli stessi ostelli. Voi sapete che non sono sicuramente investimenti fatti da gente del posto, ma sono investimenti, fondi che arrivano dall'estero. Ecco, questa riflessione prego che la facciano tutti, cioè questo aumento del flusso del turismo che ci rende la vita impossibile a Venezia, ma sempre di più anche a Mestre, se veramente sta portando beneficio, diciamo, giustamente alle tasche anche dei cittadini residenti. L'altro aspetto che mi piace sottolineare per poi arrivare alla domanda è quello che Francesco Dusi ha sottolineato, una delle cose che farebbe, perché si collega all'intervento che ho fatto prima sull'importanza dell'autonomia, e cioè le esenzioni fiscali come strumento per far sì che le persone che vogliono risiedere nella città di Venezia possano in qualche maniera avere un beneficio fiscale che riduca i maggiori costi di vita rispetto alla terraferma. Non è un privilegio, è semplicemente un atto di giustizia, e questo però tu lo puoi fare solamente nel momento in cui tu sei comune autonomo, perché se non sei comune autonomo è quasi impossibile riuscire ad attuare una cosa così semplice. Questo si collega un po' alla domanda, perché io non posso sapere quelli che sono le ragioni del sindaco piuttosto che dell'amministrazione, però qualche cosa si può immaginare, no? Perché quando tu sei diventato sindaco e per mantenere fede al patto che hai firmato, che non è tanto firmato con Lega Nord o col sottoscritto che rappresentava delle liste civiche, ma è davanti ai cittadini, questo è importante, un patto che è stato fatto davanti ai cittadini, tu in quel momento ti rendi anche forse conto che potrebbe essere che coloro che vogliono i due comuni vincano. Stanno aumentando sempre di più coloro che si stanno rendendo conto che è fondamentale avere due amministrazioni autonome dei due comuni e delle due città così diverse. In quel momento forse ti rendi conto che hai investito tanti soldi in campagna elettorale, ma rischi che bisogna fare un'altra campagna elettorale, perché nel caso in cui si arrivi alla creazione dei due comuni con provvedimento della regione, tu devi fare una nuova elezione, quindi rischi magari dopo di non essere più sindaco. Però questa cosa qui si rilevava anche da alcune interviste, da alcune cose che erano state dette anche dal sindaco, ma io più che dire questo credo che sia importante capire che altro che i 30.000 nuovi residenti a Venezia che erano stati proposti, qui c'è un insieme, io non voglio dire che sia l'uno che sia l'altro, ma un insieme di interessi economici spaventosi. Venezia, la gallina dalle uova d'oro. Dal turismo da Venezia dipendono anche gli alberghi che stanno almeno nel raggio di 100 km intorno a noi. L'aeroporto terzo d'Italia è grazie al turismo di Venezia. Quindi più noi sfruttiamo questa città, chi se ne frega dei residenti, diciamolo chiaramente. Anzi, i residenti sono un problema, è meglio che se ne vadano via. Perché più i residenti vanno via, più i vari Gianangelo Bellatti o i vari Francesco Duse o gli altri che sono qua presenti e tanti altri non avranno più da protestare, perché non saranno più qua, non saranno più nella città. Beh, sicuramente un ritmo di 1000-1500 all'anno. Sì, la fuoriuscita è devastante, fa anche molta specie che qualcuno dell'attuale amministrazione abbia cercato di dire se noi non considerassimo che la gente non muore, allora non c'è esodo, ma voglio dire, se andasse avanti così noi non considerassimo
benissimo che la gente che muore non è più residente, cioè quando uno muore non è più residente, è ovvio. Se noi invece li includiamo, beh, ci manca poco tempo che l'Italia diventi più popolosa della Cina. Infatti, allora, vorrei un attimo riprendere il discorso certo, per sì. arrivare un po' anche nel concreto, perché poi ai cittadini veneziani, più che le polemiche, interessano anche un po' di dati di fatto. Allora, a parte il fatto che oramai l'anagrafe la settimana scorsa i residenti sono scesi a 52.995. Il problema dei flussi noi l'abbiamo gestito io in prima persona, sempre con il collega Scarpa, da 3 anni e non viene portato in discussione, perché io devo contraddire un po' quello che ha detto Duse sulla tassa di sbarco, perché è un qualcosa che abbiamo iniziato 3 anni fa in un pacchetto di richieste, quindi ticket di richiesta di 3 euro, ma messo assieme a che cosa? A una gestione dei flussi che non superassero le 50.000 persone al giorno, spalmando le visite su tutto il territorio del veneziano, prenotando prima, quindi con una prenotazione, poi con una fiscalità, in un'altra delibera avevamo chiesto, quindi una fiscalità azzerata per quanto riguarda i proprietari che affittano a residenti. Quindi non ancora vengono discusse queste problematiche. È stata affrontata la questione finalmente della tassa di sbarco con sommo gaudio attuale, quando poi noi l'avevamo con uno studio di mesi approfondita nel 2016. Quella serve anche non solo, come dicono molti, ad alimentare e sgravare la Tari, ma serve ovviamente per tanti altri settori, serve per sistemare il settore delle manutenzioni a monumenti, serve per l'impiego della polizia, eccetera, eccetera. È un po' come l'imposta di soggiorno, solo che in questa fase stanno studiando un regolamento, anche qui occorre, come c'è l'osservatorio nazionale per l'imposta di soggiorno, ci vuole anche, secondo me, un controllo di come vengono applicate adesso, come verrà applicata la tassa di sbarco. Voglio passare al discorso delle esigenze che abbiamo trattato anche stamattina in Consiglio Comunale. Cioè come dicevi tu, sta praticamente venendo meno tutto il settore degli artigiani, perché da 2.500 imprese di piccola sono ormai meno di 1.000, quindi bisognerebbe intervenire in questo caso con la fiscalità, solamente con la fiscalità. E per esempio un altro problema, quello della residenzialità per le case. C'è uno studio del CERV, domani c'è un convegno a Venezia molto importante. Il CERV, che sono il consorzio delle cooperative di edilizia, cosa ha fatto? Ha studiato il problema e ci sono alcuni posti, per esempio Sant'Alvise, Santa Marta, che citavi tu, la Giudecca e Castello, dove si potrebbero ricavare abbattendo 600.000 abitazioni. In questo caso, dando a prezzi molto calmierati, a 2.200 euro al metro quadro, dicono, si potrebbero vendere a persone a una fascia tra 40 e 54 anni, dicono, con un aumento della residenzialità di 3.000 persone. Quindi sono 3.000, sono comunque poche, ma comunque va fatto una progettualità in tal senso. L'amministrazione deve sentire queste proposte, ma molte volte si tende solamente a parlare per fare un po' di pubblicità e propaganda politica anche per le prossime politiche, ma poi materialmente non si vedono queste cose. Io concludo questo passaggio per dire che c'è un modello Bagnoregio che io citavo 3 anni fa, dove praticamente in provincia di Viterbo sono solamente 4.000 abitanti. E quando ho fatto questo esempio, qualcuno della maggioranza, io ero addirittura in maggioranza, si è messo a ridere. Bagnoregio hanno azzerato tutto, hanno azzerato l'IRPEF, hanno azzerato la Tasi, non pagano più niente, addirittura hanno messo a disposizione i pullman, i pulmini la mattina per gli studenti, i parcheggi sono gratis per i residenti, cioè praticamente è stato dichiarato che non possono più ridurre niente con questo modello, perché cosa hanno fatto? Hanno con un semplice 1,5 euro di entrata, di ticket, che applicavano già da qualche anno, nel giro con il loro 1 milione oramai sono arrivati a 1 milione di turisti,
praticamente hanno rimesso a posto tutti questi settori. Concludo dicendo, ma possibile tra l'altro che la tassa di sbarco sembra quasi una raccomandazione quest'anno arrivi a Venezia quando poi era già applicata alle isole Borromee a Stresa, a Lipari, all'Elba, a Capri, cioè un po' dappertutto. Quindi se facciano uno studio a livello nazionale, si sanno quali sono le isole, i posti dove applicarlo e lo applicano in modo razionale. Vediamo grazie Serena, vediamo qualche domanda da casa. Emanuele B dice: Alduse, che ho sentito solo fare critiche al sindaco, vorrei chiedere che tipo di proposte concrete pensa si dovrebbero attuare per ripopolare Venezia. È stato già detto prima qualcosa. Sì, no, ma si può integrare anche con un'altra cosa. Parlerò in italiano? No, parlo in veneziano. Allora, il punto, secondo me, è più importante, è che per ripopolare Venezia e anche per evitare che Mestre si spopoli, perché se dico spopolarsi, quello che ho detto prima è fondamentale, ma che c'è anche un altro, bisogna pensare anche un attimino fuori dai schemi. Facciamo un attimo un viaggio in Olanda, non solo per il discorso del Mose, magari dopo che torniamo, voglio tornarmi francamente, però... ecco, per esempio, a Giudecca, non so se lo sapete, che c'è un batteo della CTV, ex batteo della CTV, che si sta convertendo in casa. Cosa c'è che c'è in Olanda? È floating house. E c'è da tanti anni che c'è. Ora, provate a pensare, in una città dove che la maggior parte degli edifici è oltre 100 anni, oltre 100 anni, non ti puoi buttarli basso, però ti devi anche avere case che se ti pianti un muro, se ti pianti un chiodo sul muro si spreca il muro, quindi non ti puoi neanche cercare di fare grandi interventi. Si parlava prima col discorso delle case, ti puoi buttarle su, sì, ma non ti puoi buttarle su tutte perché sei vetuste. Cosa ti puoi fare? Venezia e in generale Olanda sono due paesi che hanno molte affinità e questo è una delle robe che secondo me non troppo futuristico, eccetera, eccetera. È fattibile. C'è già dei studi di fattibilità su questo. Cavaria tanti problemi per quanto riguarda i problemi delle fognature, non i problemi delle... Mi dico, perché in Olanda si può, qua no? Perché che il batteo può essere una casa e io non posso fare una casa, dopo si dice, no, ma dopo viene fuori un casermone brutto come quel cubo orribile che sia a Piazza Roma vicino al ponte di Trava, che l'obbrobrio è del ponte. Ma il punto, ecco, no, Venezia è una città storicamente che si di arte e di cultura. Abbiamo un'accademia delle belle arti, coinvolgiamo questi giovani creativi. Abbiamo la parte di architettura, coinvolgiamo anche loro. Facciamo fare delle case che può essere anche nuove, ma che rispecchia il stile e la gloria della nostra città. Bene, poi c'è Claudio P. Che ha chiesto delle isole veneziane, ma lei ha già risposto. Gianluca T. invece ha chiesto dell'uso e consumo dei mestieri e lei ha già risposto. Una domanda per Gianangelo Bellati. Maurizio dice: quello che vorrei non è tanto l'autonomia ma l'indipendenza, uno Stato nostro da gestire. L'Italia è solo un ammasso di popoli con culture diverse che dopo 152 anni ancora remano gli uni contro gli altri. No, se noi pensiamo a questo l'Italia, figurarsi poi l'Europa, perché poi alla fine anche questa cosa a livello europeo. Stiamo parlando di due temi che sono assolutamente, diciamo, uno diverso dall'altro. Il tema della indipendenza, delle autonomie all'interno di un paese, quindi di un sistema di popoli o di regioni che hanno una forte autonomia o una forte indipendenza, è un tema che però travalica quello che oggi noi stiamo parlando dell'autonomia amministrativa, solamente amministrativa, di un comune, di una città come quella di Venezia. Quindi non stiamo parlando di indipendenza, stiamo parlando neanche di federalismo, stiamo parlando semplicemente di avere un comune, il quale comune però sì, dovrebbe avere delle caratteristiche che sono previste per altre città, mi vengono in mente Trento-Bolzano, cioè delle caratteristiche di statuto speciale, non legge speciale, statuto speciale, dove all'interno di questo siano riconosciute quelle esenzioni fiscali per permettere alla gente di tornare a vivere nella città, perché c'è un bilanciamento, grazie al fisco, dei maggiori costi di vita.
Il tema invece dell'indipendenza io lo declinerei nel federalismo, perché oggi stati indipendenti, siamo tutti interdipendenti. Quello che è importante invece è affrontare il tema del federalismo, che nel nostro paese si affronta sempre con grande fatica, nonostante ci sia stato un referendum dove i veneti sono andati a votare, sono andati a votare anche i lombardi, ma questo, ripeto, è altra cosa che non ci riguarda per quanto riguarda l'autonomia dei 2 comuni di Venezia e Mestre. Bene, ecco, Riccardo Brunello, lei a Serino un po', lo so che magari lei forse non voleva fare il sindaco per un giorno, no? Tipo, Duse magari... L'ho lasciato a Duse. Duse era più contento, Duse lo vedevo più motivato, ma lei effettivamente se potesse una cosa cambiarla, cosa le piacerebbe modificare per la sua Mestre o per la sua Venezia? Una sola o tante? Una, scelga una di effetto che così magari vediamo di... Sicuramente deve aumentare la sicurezza, perché è stato fatto molto, ma ce n'è ancora tanto da fare, perché abbiamo delle zone che sono veramente pericolose e le persone hanno paura di rientrare a casa la sera. Tipo via Piave, per intenderci? Via Piave, ma basta allontanarsi fuori dalla piazza, già da via Carducci sino per arrivare via Carducci, via Cappuccina. Ma non abbiamo un record di morti per overdose? O sbaglio? Sì, non è che siano state fatte tante cose, non so. Sicuramente non sono state fatte molte cose, probabilmente non è compito dell'amministrazione, perché probabilmente è un problema sovraamministrativo. Sicuramente bisogna intervenire. Il Ministro dell'Interno ha fatto degli interventi, come ha ricordato prima il collega Armellin, che sono importantissimi, e bisogna continuare su questa strada, altrimenti... Bene, lanciamo, scusi Serena, lanciamo la pubblicità perché sennò la regia ci manda contro. Allora, torniamo in diretta, sono le 21:50, rimanete incollati al televisore, solo qualche secondo di pubblicità, poi gli ultimi 10 minuti. Buonasera e benvenuti ad un'altra puntata di Insieme, Idee e Persone. Bene, eccoci di nuovo in diretta. Ecco, vorrei dire sicuramente che c'è la possibilità da parte dei telespettatori di intervenire in diretta sulla pagina Facebook Insieme delle Persone, Miso Veneto, trasmissione televisiva, sulla nostra pagina Insieme delle Persone. Però ecco, ricordiamo una cosa, qui c'è la nostra bandiera, la bandiera di San Marco, parliamo di autonomia, in questo caso di distinzione, separazione Mestre-Venezia, però ovviamente sempre nel rispetto reciproco. Dottor Bellati, prima si parlava fuori onda del discorso che comunque questi centri commerciali, grandi catalizzatori di io business. capisco che è competenza primaria della polizia, dei carabinieri, quella della sicurezza, ma non dobbiamo dimenticare che anche un comune che dà troppe autorizzazioni per supermercati, ipermercati, cos'ha come conseguenza quello che sta succedendo? Si chiudono i negozi del centro, si spopolano aree del centro, la luce non c'è più controllo, e questo quindi favorisce indirettamente anche la criminalità, perché non c'è più controllo del territorio. I negozi sono importanti non solo per quelli di vicinato, sono importanti per tenere vive le città nel loro interno, e questo non sta succedendo, perché come per il turismo vengono fatti avanzare gli interessi di grandissimi gruppi magari internazionali, così nell'ambito dei negozi stessa cosa, nel momento in cui peraltro
si sa benissimo che questi ipermercati sono in difficoltà, per cui ne apri uno per far chiudere un altro e intanto tu cementifichi il territorio. E questo, competenza di un assessore al commercio che non c'è, perché se non ci ricordiamo male, 3 mi pare assessore al commercio della Lega sono state fatte fuori dall'attuale amministrazione che dovrebbe essere alleata con la Lega, e io mi domando anche che cosa ci continua a fare ufficialmente della maggioranza la Lega Nord. Forse, non so, lasciamo perdere, perché a volte ci si sente un po' presi in giro. Ecco, a proposito di questo mi riallaccio a quello che dice il dottor Bellati. Sicuramente Exo 01, che è il main sponsor della trasmissione, che si occupa di comunicazione, può dare un contributo alle aziende che vogliono emergere. Oggi c'è il grande problema che una concorrenza spietata, i centri commerciali, come diceva il dottor Bellati, soffocano le iniziative individuali. C'è bisogno anche di risvegliare le iniziative singole. Exo 01 fa come attività proprio quella non solo di produrre strumenti di comunicazione, ma anche di condividere con l'imprenditore il metodo per valorizzare questi strumenti, accendere i riflettori, come piace dire, su quello che viene fatto all'interno dell'azienda e vincere la concorrenza. Se invece continuiamo a prenderle e non facciamo nulla e continuiamo sempre a usare Facebook con gli amici, col cugino, con l'amica, eccetera, sicuramente le possibilità di successo sono ridotte. Exo 01 invece vi dà dei preziosi consigli. Frank Dusel, alla fine, visto che lei ha ricevuto parecchie proposte, diciamo, domande da parte dei suoi amici blogger, ecco, che domanda le sarebbe piaciuto ricevere? Mi sarebbe piaciuto ricevere questa domanda. Frank, ma come ti vedi che deve essere il futuro di Mestre e di Venezia? E mica che avrei risposto come rispondo adesso. Mestre è una città con potenziale enorme, tenuta come un strasson da terra in maniera ignobile, che ha un potenziale enorme per essere una città più giovane, più dinamica, moderna, futuristica. Adesso si tenuta solo per fare camere e degrado. E i cittadini di Mestre meritano meglio. Ma veniamo a Venezia. Venezia da essere trattata come che fosse una capitale, perché in realtà lo è per storicità, lo è per cultura, lo è per essenza, per l'infa stessa. E non possiamo permettere che tutto quello che i nostri avi ha combattuto e ha protetto questa vita venga buttato via così da persone di cui questa città non ne frega niente, per ora solamente delle vacche da Monzer. Basta! È ora di dargli un taglio. E sta a tutti vi altri, mi rivolgo a vi altri che guardate casa, sta a tutti vi altri, quella prima decisione che fai a mattina, all'ultima, che fai dopo aver dato buonanotte ai vostri figli e andare a letto vi altri decide che futuro che gavarà le vostre città. Seguene convinti, perché se veramente in man vostra. Bene, dottor Merlini, vuole aggiungere qualcosa? Siamo in chiusura. Ricollegando a quello che dice Frank Dusa, è molto semplice. Noi viviamo in un comune che dovrebbe essere ricchissimo, nel senso che Venezia fa da catalizzatore per milioni di turisti, per contro paghiamo subiamo una tassazione a livello di IMU, la più alta, ma a livello di tassa rifiuti la più alta in Italia. Paghiamo il triplo per le attività commerciali rispetto a tutti i comuni del Veneto e il doppio per quanto riguarda il triplo per le attività commerciali, il doppio per quanto riguarda le abitazioni principali. Ma allora mi domando perché tutto questo? Perché sostanzialmente il turismo non è più una ricchezza a favore dei cittadini. Perché se paghiamo il doppio o il triplo vuol dire che queste risorse vengono dirottate a favore di alcuni, ma non dei cittadini, i quali a Venezia soprattutto, ma adesso anche a Mestre, subiscono dei flussi turistici per cui non si riescono neanche a muovere con i vaporetti, non hanno neanche gli spazi. E ricordiamoci che a Venezia ci sono anche molti anziani. Quindi la politica, che sa benissimo i problemi, fa finta di non vedere, perché probabilmente devono proteggere delle lobby. Ottavio Serena. Sì, io velocissimamente volevo prendere il discorso che ha fatto prima, perché il problema della sicurezza, che io ho trattato per 40 anni, è molto importante, quindi non dobbiamo fare confusione tra il degrado e la sicurezza.
La sicurezza deve essere di competenza delle forze di polizia ad ordinamento nazionale. I vigili devono trattare il degrado, devono trattare le situazioni amministrative. Non bisogna fare propaganda sempre con i ritrovamenti con i cani antidroga di qualche grammo di eroina o far vedere insomma altre cose solo. Bisogna essere concreti, bisogna sicuramente dividere e separare per non creare confusione. La sicurezza, ripeto, concludendo, è una questione molto seria che va gestita con molta professionalità e non con propagande. Penso che Brunello sia d'accordo, diciamo, in linea di Completamente massima. d'accordo. Infatti ho detto che il Ministero dell'Interno sta procedendo su questa strada e sarà la strada l'unica per mettere in sicurezza le città e soprattutto Mestre. Benissimo, ecco, allora la trasmissione è finita, sono le 21:59 e vi invito a, ovviamente voi sapete che ogni giovedì c'è Insieme delle persone Miso Veneto dedicato all'autonomia. Oggi abbiamo parlato di Venezia, di Mestre, diciamo, come dire, di questa separazione, o questo matrimonio finito, di separazione imminente. Lo vedremo soltanto, lo capiremo soltanto dopo il 5, 4, 5 e 7 aprile. Quindi ringrazio il dottor Gianangelo Bellati, economista e presidente del Movimento Venezia Autonoma, il dottor Giovanni Armelin, commercialista, presidente Muoversi per l'autonomia di Venezia e Mestre, il dottor Ottavio Serena, consigliere comunale di Venezia, gruppo misto, Frank Duse, Dise El Duse, lo dico bene in dialetto? Perfetto. Grazie, dai. Opinionista, blogger di Venezia. E da ultimo, ma non per ultimo, Riccardo Brunello, consigliere della municipalità di Mestre e anche membro dei Giovani della Lega. Grazie. Ecco, io credo una cosa, l'argomento era particolare, passare un'ora su questi argomenti, nonostante il rifiuto di quelli che non vogliono la separazione, che come ho detto in entrata di trasmissione hanno ritenuto non opportuno parteciparvi, alcuni, invece merita l'attenzione. Io spero che con la trasmissione di oggi abbiamo risvegliato qualche coscienza, che è lo spirito, voi lo sapete, lo dico da mesi, lo spirito della mia trasmissione. Non dobbiamo dormire su quello che sembra, diciamo, come dire, quieto vivere, dobbiamo reagire in maniera sana, in maniera culturalmente, diciamo, e politicamente corretta, ma diciamo, manifestare le nostre intenzioni, perché non è giusto subire. Se una cosa non va, è giusto che bisogna migliorarla. Abbiamo lo strumento del voto, abbiamo tanti strumenti democratici e civili, bisogna usare questo, anche la televisione. Io voglio in televisione quel 2% di popolazione che ha detto no al referendum. Mi piacerebbe che venissero qua e raccontassero veramente quello che provano e quello che vedremo anche nelle prossime trasmissioni. Quelli che vorranno, ce la metterò tutta, quelli che vorranno il sì all'autonomia e quelli che eventualmente dicono di no. Vi aspetto giovedì prossimo, sempre battaglieri e convinti.